Arrivano i contributi per i nuclei familiari la cui abitazione è stata compromessa dal grave maltempo che si è abbattuto in Sicilia tra la metà di ottobre e i primi di novembre. Sul sito della Protezione Civile regionale è stata pubblicata la direttiva che stabilisce i criteri per l'assegnazione delle risorse e la relativa modulistica per richiederle. Le domande per la concessione del contributo, destinata a coprire anche i danni subiti dalle attività economiche e produttive, dovranno essere avanzate ai comuni di appartenenza entro 30 giorni. Stiamo vigilando, afferma il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, sul rispetto di tempi stretti. Le somme necessarie verranno prelevate dal budget stanziato dalla Protezione Civile, che ammonta a circa 6 milioni e mezzo. Così come indicato nella direttiva, per i danni subiti dalle abitazioni si potrà accedere a un massimo di 5.000 euro, mentre per fare immediatamente ripartire le aziende potrà essere erogata una quota massima di 20.000 euro. Per l'isola, quella a cavallo tra ottobre e novembre dello scorso anno, è stato il periodo più piovoso dell'ultimo trentennio, capace di provocare 13 vittime, ma anche l'esondazione di fiumi e torrenti, fenomeni franosi e smottamenti, gravi danni alla viabilità urbana e extraurbana, autostradale e ferroviaria, nonché alle infrastrutture pubbliche e a molti edifici privati, alle reti di distribuzione delle acque, alle reti fognarie, agli impianti di depurazione, coinvolti oltre 1.800.000 abitanti.